E waiu, ciao! Benvenuti sul canale Smerala, noi siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi mi sono reso conto che non ho le scarpette da calcio. Cioè in realtà i Tang me le so comprate tra l'altro qualche mese fa. Non so se vi ricordate il video della Decathlon con sciale. Però non ho le scarpette da calcetto. Attenzione ragazzi. Quindi come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, oggi andrò a comprare le nuove scarpette da calcetto. Perché? Perché ce l'avevo quando ero più piccolo. C'avevo tipo le Nike, se non mi sbaglio, eppure le Adidas in realtà ho avuto entrambi. Però a parte non mi ricordo quali scarpe erano, probabilmente erano le Predator. Non mi ricordo con quale tra Adidas e Nike mi sono trovato meglio. Quindi oggi, prima di comprarle, ovviamente le proverò, capiremo un attimo questa situazione qua. Non sarò da solo, però prima di andare al negozio e andare a prendere il mio accompagnatore, vi chiedo di lasciare un bel mi piace. Arriviamo almeno a 3000 like, che ultimamente non li state lasciando più come una volta. Ma che è successo? È facilissimo, un like, un mi piace. Iscrivetevi al canale, voglio iscriviamoci, perché ho notato che molti di voi guardano il video e sono contentissimo, però non siete iscritti al canale. Voglio, quello è gratis, è la cosa ancora più facile e mettere un mi piace, è gratis. Iscrivetevi, perché a 100.000 ammarruto, e commentate qui sotto facendomi sapere quali scarpette voi avete da calcio, sia calcetto che calcio. Fatemi sapere con quale vi trovate, è tutto a posto. Andiamo a prendere l'accompagnatore e poi andiamo al negozio. Benvenuti da Decathlon, ci siamo ragazzi, sempre questa è la location dove farò il mio acquisto stasera, e c'è un altro accompagnatore rispetto all'ultimo video. Ce la fa, cattammo stile di sposo, normale, Decathlon, roba sportiva. Io sono uno sportivo, sono un calciatore, serve un paio di scarpe nuove. Scarpette da calcetto, perché io oltre ad essere un calciatore di calcio a 11 e calcio a 8 gioco anche a calcetto il giovedì con i miei amici. Quando ti dico che vado a giocare, vado realmente a giocare. Forse? Allora, stiamo quasi per andare nel uno dei miei ambiti preferiti, diciamo, una delle mie categorie preferite di Decathlon. Cioè quello delle scarpe sportive, ossia, ecco qua, calcio. Scusa, non ce l'hai già le scarpe di calcio? Sono scarpette di calcio a 11, mi servono le scarpe di calcetto. Ma che significa queste cose? Scusa, Calcio a 11. Calcio a 11, calcetto, calcio a 3, calcio a 2. Siamo calcio, siamo sul prato stanco. Pure questo è un calcio. Calcio a 11, calcio a 8 si gioca con i tacchetti. Calcetto si gioca senza tacchetti. Ti è chiara la differenza? C'è? Ce lo facciamo spiegare da loro nei commenti, che manchi la saggia. Vabbè, comunque la scarpa con i tacchetti. Te la dico io la differenza. Scappo con i tacchetti sul prato, calcetto anche in un campo che non ha prato. Allora signori, ecco qui il paradiso. Calcio uomo. Già scelta queste. Le scarpe sono. Guarda qua, sono tipo leopardate. Che scarpe pigliate. Ma perché guarda, questi sono bellissime, fluo, ti vedi solo tu in mezzo al campo, ti metti i lacci questi qua. Non sapevo che stavano pure poco, stanno 60 euro queste scarpe. Che scarpe sono? Sono bellissime, guarda qua, cioè. Ma aspetta, ma ancora non mi ha presi, stanno altri paio di scarpe, cose. Aspetta, allora ecco qua, allora questa è la sezione di scarpe che per il momento ci sono. A parte che scarpe fluo, mi piacciono pure queste qua. Poi ci stanno queste altre, eccole qua, quella che ho io praticamente. Le scarpe viola della Predator, bellissime. Ma queste non sono viola, sono blu. Ma queste si daltoniche. Ah, non sono viola. Sono viola e arancioni. Sono un po' confusa. Ma parecchie. Poi ci stanno queste Puma. Poi ci stanno sono queste. viola però, cioè. Ma è lo stesso colore. È un poco più chiaro, non lo so. È una tonalità diversa. Sono carine. Vabbè, comunque, queste qua. Poi ci stanno le Mizuno. Poi non ci capisco, ma che marche? Ah, Kipsta. Ah, Kipsta. Poi ci stanno le Adidas, le Truco. Che scarpe sono che si chiama? Che marche sta? Ah, la Puma. Truco. Ma c'è letto Truco, vabbè, sarà un... Sarà quel che sarà un'avventura. Comunque, allora, così a vista d'occhio non c'è ancora nessuna scarpa che proprio ha fatto battere il cuore come per la prima volta fecero le Predator. Cioè appena i brevetti che là mi accettano subito, proprio ad impatto. Non c'è nessuna scarpa, se non le gialle che ho visto prima, che sono Adidas. Non so, c'hanno. Queste qua sono belle, no? Quali problemi hai? Questi sono tacchetti, ne dire? Però sono belline. Sono proprio il check. Non vedete se ci stanno altre. Allora, qua invece è la sezione delle scarpe da calcio proprio. Ho visto un paio bellissimo. Cioè? Le scarpe da calcio, sicuri? Già zacci. Queste.
Ancora? Ci sono praticamente le stesse scarpe di prima. Ma che tengono queste scarpe che ti piacciono? Oh, guarda come sono particolari. Sono leopardate, maculate, come si dice? Immaculate. Poi questa è la sezione delle scarpe solita, quella là che abbiamo visto anche l'altra volta, dove ho comprato le mie Predator, le mie fantastiche Predator, dove mi innamorai di lei. Non ne ho vero, non sti proprio tu. Vediamo se da quest'altra parte ce ne stanno altre, se no mamma solo che lì là. Ah, eccole qua. No, in realtà no, sono quei creature questi qua. Che sono per te, per i bambini. Queste secondo me comunque sono nuove, queste qua. Le ultra. Ancora. È incredibile, ragazzi. Regalate un paio di scarpe a Roberta. Se volete regalare un paio di scarpe a Roberta e volete andare proprio sul sicuro, le Kipsta, le nuove Kipsta. No, te regalo per Natale, ti faccio tutto all'albero di Natale, ti faccio. L'ho trovato io, vieni. Che trovate? Questa è una tambita proprio. Ti voglio vedere qua sopra pattinare. E tu mi vedi qua sopra, tu mi ricanta terra, queste cose. Ah, finire. Oh, raga, non li sopportare. Vabbè, dai, comunque ragazzi, facciamo i seri. Cerchiamo di focalizzarci. Devo trovare un paio di scarpe che mi piace e soprattutto che sia comodo. La cosa importante è quella, non che mi devono piacere. Io le scarpe da calcetto non le compro da quando sono piccolino. Allora, sono un po' indeciso in realtà. Ci stanno alcune scarpe che mi piacciono. Visto che a me piace il colore viola, secondo te quali ho visto? Queste. Sono quelle che già tengo a casa. Qual è il tuo problema? Però queste sono belle. Ma su tale quale? Perciò li tengo, perché sono E belle. quindi la vuoi viola? Diciamo che una che più mi sta piacendo rispetto alle altre a livello estetico è questa, quella della Puma. No, mi piace. Non ti piacciono a livello estetico? Ah, ma già vedere come stanno per, no? Come... Secondo me queste. Eppure queste in realtà. Sia queste, este. Estio, este. E c'è la mia, este. Este. Ah, boh, comunque, a parte scimmiare questi i maestri. 44, vai. No, questo è 44, questo è uno sfilatino. Ma che è sto coso? Ma non mi sembrano scarpe da calcetto, non lo so. Ma erano scarpe da fatica. Ma che è sto coso? Erano piezzi di pan. Sono 46 È normale. euro però. 46 euro, 46 euro, 43. Vai, ok, cominciamo a misurare questa. Questa qua pure, che questa cavaglio, non lo so, mi è sempre piaciuta. Infatti a F50 ci somiglia. Alla fine che è la casa di produzione, la Crazy Fast. Mi piace. Mangiato un attimo a 43, eccola qua, l'ho trovata. 43 e mezzo, vabbè, penso che va buono. Anche perché ho il pollicione bello lungo e non mi tagli all'ogno, quindi non lo so, per il momento misuro queste qua. E ragazzi, lo buco, Ma sto scherzando. Ma sto scherzando. Da piangere dal padre, come non possiamo stare a battere. Quale misuro prima? Sono belle entrambe, però. Nell'estetico. E misura quelle viola prima. Quindi, este o est. Allora voglio nel frattempo qui sotto nei commenti fatemi sapere voi che scarpette da calcetto avete, che marca e che modello. Guarda, ingrippato laccio. No, è stretta. È stretta. Che numero è? 43? Ah no, 44. Non c'è. Vedi a piede se ti piace. No, a confronto con l'altra. Anche se secondo me questa qua è più comoda, perché c'ha pure questa parte qua come calzino. Sarebbero le prime scarpe in assoluto che compro con il calzino su. Penso che sono più comode. Sì. Mamma mia, ma che già fatto parecchio grosso, non posso uscire con queste scarpe. Non sono più belle. Le viola o le gialle? Le gialle. Ah, boh, a parte come sono belle, però le sento un po' stritte. No, mi serve un altro paio. C'è un altro Pure queste qua gialle? Sì. E quindi dipende 45. 44. E mezzo numero in più. Sempre se ci sta. Vediamo 44 se ci sta. Per il momento sono più propenso per queste qua. Però queste qua invece sono più comode. Mi sento proprio comodi. Allora, questi sono essere 44. No, siamo 43 e un terzo. Ma che numero è 43 e un terzo? Vedi sopra. 45 e un terzo. Però anche queste sono belle. Infatti che si cavo piacciono. Non le eravamo viste le F50. Il problema è che non ci stanno i numeri, secondo me. 39 e un terzo. Questi qua sono i fine serie, quindi sono le ultime numerazioni che vedi. Là c'è più disponibilità su questo lato qua. Ok. Ragazzi, sono un po' interdetto, non so cosa fare, ma perché più che altro. Allora, le gialle, quelle dell'Adidas mi piacciono, però non c'è il numero. Poi devo misurare il 45. 6 pirri mi ci metto a Ind, oppure devo virare su altre scarpe. Anche perché ormai ho capito che. Ma ti posso dire una cosa? Che? Mantieni un attimo in questo modo. Così, mantieni. Hai la stessa. Ma che cazzo La stai dicendo? stessa forma. Ma si scemia. Uguale, raga, guardate, è uguale. Amo veramente, poi dopo fatti a vedere questo video. Uguale a te, identico. Ma capisti Griffin, comunque che stai fatto? Mo già avere una tua pari scarpe. Ormai ho capito che la bellezza delle scarpe non conta. Cioè devo vedere se è comoda. A parte perché non sono scarpe che devo utilizzare durante le competizioni ufficiali che facciamo. Sono scarpe che utilizzerei soltanto giovedì, venerdì quando andiamo a giocare tra di noi, per non rovinare le scarpe da calcio buone, diciamo. Quindi già un attimo che pari scarpa già via. Quindi vi tengo aggiornato.
Martins. Ma devo misurare questi? Che numero è? 45. Vediamo se mi vanno. Quando finisce mi guarda quando finisce la scarpa. Sta qua è tu. Cioè il tuo finisce qua. No, non quacio praticamente. Oltre a due quacio ma non quacio fluorito. Se ne fu. No. Ci abbiamo provato ragazzi. Quindi l'hype cresce. Quale prenderò? Che tieni il dito davanti alla telecamera? Non si vede il dito. Come fanno a vedersi? Non si vede. Quindi ragazzi, addio. Però sono belle. Amici, addio. Che già ho cresciuto il piede. Sta posando. Queste le tengo in stand by, ma più che altro devo vedere un attimo sempre il numero. Secondo me queste. Cioè alla fine mi sbatterà questo. No. Secondo me queste sono belle. Ho capito, ma allora ripeto, non mi interessa se è bella o non è bella, devo vedere un attimo come mi stanno al piede. Perciò per questo. Ma non ci sta nemmeno. Cioè non c'è. Che culo, io quelle ti facevo prendere. Io sto fatto non lo sapevo, quella che stavamo vedendo sì, ok, sono fine serie, però poco me ne fotto, voglio dire. Quindi queste qua invece sono, diciamo, quelle là nuove, quelle là più nuove, ma 70 euro. Ma vari comprati scarpe. queste. No, posso mai spendere 70 euro vari scarpe a calcetto. Ma scusa, questa? Sono un po' particolari queste qua. 44 misura. Ma che scarpe sono queste? Ma la Kip stava giù, ma è uscito proprio un pazzo di cervello. Misuratele. Queste? Che ti piacciono? Sì, secondo me a piedi sono belle. Stanno quelle là gialle che pure, sai, le Joma. Queste. Che è pure una marca che ho sempre visto agli altri quando vanno a fare le partitelle di calcetto. Joma. Mi attirano più queste che quelle là. Non so perché ha messo i colori esotici, viola, giallo fluo. Non so perché mi attira. A parte questo, però non capivo proprio una bella scarpetta. È vero che non ci sto il numero. Sicuro, sto facendo subito il venire. Infatti guarda, su 44 non ci sono. Quindi sono le 43. Un'altra volta. Può essere Antimano. un modello. A parte che tu ti dovresti dare le unghie dei piedi. Guarda che queste sono belle perché in mezzo al campo si vede la parte di sotto. A me sono avere la qualità, una parte di sotto la scarpa. Vabbè, ma un po' di stile. Quasi vuoi la qualità. Me cambiamo. Appunto, me cambio prima. Cioè, sembra che ho le scarpe per uscire. Te l'ho detto? No, proprio comodo queste scarpe. Quelli mi acquisti. Guarda qua, comode. Sono per uscire. Ti devo dire? Allora, sono comode e mi vanno pure bene queste qua. È perché sono 44, il tuo Poi numero. c'hanno questa parte qua sempre come se fosse il calzino. Queste qua le voglio provare perché secondo me queste qua sono ancora meglio. 44 è il numero più ambito, il numero di cambio. Un numero di scemo. Le Joma. Joma. Due. Queste vanno bene. Attenzione, queste non vanno strette. Attenzione, Poi si troverà in estate col dito nero per colpa delle scarpe. Delle scarpe da calcio. Tocca. Ah, mo sta qua. Guarda che Vabbè, un po' qua, io me le vedo buone. Cioè, sta qua. Fammi T'ho di qui. detto, questo è un altro modello. È uguale. Quale ti piace di più? Mo esteticamente. Alzati, mettiti più lontano. Come faccio a metterci più lontano? Non so se sta scarpa attaccata, mi si sto accusando. Quelle gialle. Ma io vorrei camminare, come devo camminare? Sì. No, cammini. Oh, t'ha preso sta cosa. Cioè, per provarla, come devo fare? Alzati. Le gialle mi piace. Ma in realtà pure le altre, sono sincero. Però la Joma è la chioma, capi? Babbo, non ti servono. Non ti servono le solite delle scarpe. Servono i piedi proprio nuovi. E mi si Sì. devono fare i piedi. Allora, che te muovi? Che è? Guarda. Ma tu così saresti il campione. Comunque sono belle tutte e due. Infatti mi piacciono tutte e due, non so che prendere. Fammi vedere, alzati il pantalone. No, alzatelo proprio. Come muovi più questo? No, con la piega tipo, Ecco qua, fantozzi. Vabbè, sono belle tutte e due, però le gialle spiccano. Ma sicuramente non è che fanno magie, Faccio magie nella notte. Quindi prendiamo questa fantastica 44 Ma gialla. quanti piedi hai? Anche 3 piedi, capisci? 3 cosce. No, i piedi. No, però a parte gli scherzi, per vedere se veramente ti va bene, dovresti metterle tutte e due. No, Garandero, come fai? No, metti... No, siediti e mettiti tutte e due le scarpe. Ma si scende. A few moments later. Queste comunque sono poco comode. Queste scarpe è come se tenissi la pantofolo per. E alza. È comodo. Ecco qua. Aspettate un attimo. No. Ah, così potevo pure le scarpe. Ma sei scemo. Non ce la facevo più. Ma sei scemo. Amo. Comunque mi piacciono. Vai a vista va. Ma tu conosci? Vai a lasciare poi. Fatto cane pegre, appena ci sta chi. Fatto un cane pegre. Comunque sono bene, mi piace.
Chi si sta allenando? Mamma mia, ma questo è scemo proprio. Cioè, ma io lo dico. Dove è andato? Mamma mia, Venga, fallo. ma ti sposti, mi devo vedere io. Vedi scarpe, che ce ne puoi dire? Ok ragazzi, scelta fatta. Vi presento le mie nuove scarpette da calcetto Joma. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacciono, non solo esteticamente, ma se vi piacciono come scarpe per giocare a calcetto. E soprattutto fatemi sapere qui sotto se c'è qualcuno che le utilizza già. Fatemi sapere come vi trovate, vi prego. Mondo, sii gentile con me. Fagli scrivere a tutti. Sì, mi trovo bene, se no ci fate acquisti inutili. Ma hai visto quanto stanno? 70 euro. Quando stanno? 70 euro. Come? Comunque lo sai che devi fare? Devi fare un video solo con qui sotto nei commenti tuoi, cioè quando lo dici tu, qui sotto nei commenti, perché hai un modo tutto tuo di dirlo, mi fa molto ridere. Quindi se tu facessi un video con tutte le tue affermazioni così, Parla tu, sentire da fa. tu devi andare a fare noi. Vai giù, acquisto fatto, eccole qui le nuove bambine, prezzo 40,89 euro. Credo un prezzo giusto comunque per un paio di scarpe da calcetto, fatemi sapere e soprattutto se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E vai giù!